di Dio, festa, alleluia, alleluia, Chiesa, popolo in festa, gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore con voi. Memoria di San Girolamo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio di bontà e misericordia di noi, perdona i peccati, ci conduce alla vita eterna. Preghiamo. Padre, amore sulla scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Zaccaria. Alzai gli occhi ed ecco un uomo con una fune in mano per misurare. Dove vai? Ed egli pare Gerusalemme per vedere e qual è la sua lunghezza. Allora l'angelo che parlava con me uscì e incontrò un altro che gli disse: corri e digli, Gerusalemme sarà priva di mura per la morte di uomini. Esso oracolo di fuoco sarò una gloria in mezzo ad essa. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose, Signore, e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. Parola di Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Il Signore ci custodisce come Alleluia, 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 alleluia. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte, per splendere la vita per Alleluia, alleluia.
voi. Vangelo secondo Luca. Allora, mentre tutti erano ammirati delle cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Stavano queste parole misteriose, non ne coglievano il senso e avevano paura di interrogarlo su questo argomento. Parola del Signore. Facciamo memoria di San Girolamo, traduttore della Vulgata, quindi traduttore della Bibbia, dei testi originali. La traduzione è sempre anche un tradire, perché non basta riportare solo le parole, bisogna comprendere il contesto in cui furono scritte, la mentalità, la cultura del tempo. L'esempio l'abbiamo nel Padre Nostro. Quando noi invochiamo il non abbandonarci, per noi non ha senso, ma noi leggiamo quello che Girolamo ha tradotto l'originale, e l'originale contiene anche l'ebreo, quante volte ce lo diciamo, e l'ebreo ha la concezione di Dio lontano, vicinissimo. Nel brano Gesù ha appena guarito un ragazzo indemoniato. I discepoli non erano riusciti a liberare. La gente è in visibilio e si vita con queste. Gli dice: mettete queste parole. È meglio nella vostra mente, perché dice nel cuore, nella vostra mente mettete queste parole. Cioè Gesù sta per essere consegnato. Qualcuno dà di Gesù la sua disponibilità e anche il suo coraggio di andare contro il potere. E è chiaro che avrebbe dovuto pagare fin da subito, perché il potere, e in particolare il potere religioso, che è ancora più tremendo quando diventa fanatico. Ecco allora l'invito a considerare con la mente, la parola traduzione cuore, in ebraico vuol dire mente, coscienza, e considerate in profondità quello che Gesù dice. Figlio essere donato, consegnato. Ogni giorno, in qualche modo, ci consegniamo. La vita, benediciamo il Signore, lo lodiamo e questa fiducia ci dona anche la serenità e la gioia che è la caratteristica del cristiano.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, il pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di Signore Dio dell'universo, abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Doni Padre ai tuoi figli, sull'esempio di Girolamo, di meditare, di contemplare la tua parola. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Signore è con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinito. Per realizzare questa missione hai suscitato Girolamo e gli hai dato una profonda conoscenza. Per questo con gli angeli santi ti cantiamo. Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nella cieli. Colui che viene, Signore, Osanna, Osanna dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi Cristo nostro. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un sol corpo. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore. In unione con il Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di tutta l'umanità e misericordia, doni di aver parte alla vita, insieme con la Beata Maria Vergine Madre
Signore, con San Giuseppe, Dio, gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. In ascolto del Signore preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Verso il pane quotidiano, tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi, e non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. Tu liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni, per tua bontà vivremo sempre, fuori da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza. Signore Gesù Cristo, tu vuoi il regno. I tuoi apostoli, vi lascia la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace con dei secoli, pace del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore. Noi annunziamo la parola eterna, Dio è amore, questa è la voce che ha tempi, Dio è caro. Passa questo mondo, secoli, solo chi ama non passerà mai. A questo mondo passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, c'è la notte, Dio è amore, noi camminiamo sentieri, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passa mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai.
dono ricevuto nella memoria di San Girolamo, risvegliano, Padre, i cuori dei tuoi figli. Così, contemplando i tuoi doni, comprendono il cammino da seguire. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore con voi E con il tuo spirito. e benedice Dio Onnipotente che è Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio. 256. Nel gaudio del mio spirito si espande la mia al Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardo, darò lode, grande e bello, mi fece il Creatore, Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata dirai in eterno delle genti il canto amata, il mio cuore solo è santo, Lui solo